Da tempo si sente parlare di Pala Indoor a Padova, ovvero di una struttura al coperto che cambierà la vita dell'atletica veneta, ma anche nazionale. I lavori per il completamento stanno procedendo, anche se con qualche ritardo, e presto attrezzi, pedane e pista verranno inseriti al suo interno. Sarà una pista a 6 corsie con i nuovi raggi di curvatura, quindi consentirà anche nelle gare lunghe di poter dar modo agli atleti di esprimersi al massimo. In più avremo un tipo di manto che consentirà nelle gare di velocità, ma anche nelle gare di salti in estensione e di elevazione, di dare il massimo di prestazioni. Consentirà alle nostre società di fare un'attività agonistica organizzata durante il periodo invernale e anche consentirà fare dei raduni, delle attività preparatorie in condizioni ottimali, perché sappiamo benissimo che l'atletica richiede delle preparazioni anche spinte, anche impegnative, che fatte all'aperto d'inverno sicuramente non sono ideali. L'opera, situata a fianco dello Stadio Euganeo di Padova e facilmente raggiungibile dal casello autostradale, permetterà agli atleti di allenarsi senza rischio di infortuni causati dalle avverse condizioni atmosferiche 12 mesi l'anno. Avere un impianto dove puoi fare tutto gioverà un po' a tutti quanti. Per i lanci noi dovevamo andare almeno fino a Schio e il lancio del peso invece finalmente si farà anche a Padova, che voglio dire, cioè, se non veniva fatto a Padova il lancio del peso dopo tutti i sacrifici che ho fatto e i risultati per farlo conoscere, andrà bene per tutti, per chi corre, per chi fa salto con l'asta, per chi fa salto in alto, tutti ne approfitteranno e di questo sono certa. Dobbiamo ricordare che questo impianto è il primo impianto a nord di Ancona e quindi è fondamentale non solo per l'atletica regionale ma per tutta l'atletica del nord Italia. L'atletica che conta, l'atletica agonistica, le manifestazioni che contano poi saranno effettuate tra Ancona, saranno distribuite tra Ancona e Padova. Diventerà con Ancona il centro dell'atletica leggera italiana. Stiamo anche ipotizzando un'impostazione nella gestione del palazzetto che lo faccia vivere tutti i giorni, quindi da un lato puntiamo ai grandi eventi, dall'altro ci piacerebbe non avere una cattedrale nel deserto, vogliamo un palazzetto insomma, che viva 365 giorni l'anno e non solo nei giorni dei grandi eventi. Calendario alla mano, facciamo due conti: quando si potrà iniziare ad allenarsi e quando la struttura sarà idonea ad ospitare manifestazioni agonistiche? Siamo a metà strada. L'involucro è stato completato e soprattutto abbiamo completato al 30 dicembre del 2010 l'installazione dell'impianto fotovoltaico che ricopre completamente l'impianto, che è la condizione necessaria per avere le risorse economiche per procedere. Sceglieremo il procedimento della gara europea per appaltare i lavori della pista degli spogliatoi, perché l'importo complessivo dei lavori è un importo alto e quindi crediamo che una gara ad evidenza pubblica sia necessaria. Se la gara non avrà intoppi, non ci saranno i soliti ricorsi, queste cose che possono succedere, noi contiamo che nel 2012 qui già si gareggi e che appunto il 2011 sia l'anno in cui si avviano i lavori.